Con Riccardo Piras alla vigilia di quella che sarà la finale che domani redimerà la questione di questo magnifico torneo Coppa di Mezza Estate che stasera vede le semifinali con due partite sentitissime, il pubblico alle grandi occasioni e soprattutto quel famoso fusto che si avvicina. Sì, siamo arrivati oggi alla giornata appunto, delle due semifinali. Sicuramente saranno due bellissime partite perché sono quattro squadre molto forti, sicuramente arriveranno preparati oggi per giocarsela alla grande per arrivare domani in finale. La prima gara vedrà impegnato il Civico 8 opposto? La prima gara vedrà impegnato il Civicotto contro l'Unico Caffè è vincitore della scorsa edizione, quindi sarà sicuramente una gara molto tirata, possiamo dire, per entrambe le squadre. Vediamo se il Civicotto riuscirà insomma, ad opporsi ai vincitori uscenti dello scorso anno e vediamo se l'Unico Caffè riuscirà insomma, a raggiungere la finale come lo scorso anno. E poi vedremo la seconda semifinale, The Small Caffè, una rivelazione, contro invece una squadra insomma, assolutamente non una rivelazione, sempre una certezza di questo torneo, la squadra di Pinuccio Barbershop. Anche quella sarà una partita sicuramente molto bella, vediamo un po' come andrà a finire. Sono uscite in semifinale squadre che avevano davvero impressionato per quanto riguarda i gironi eliminatori e poi gli ottavi. E questo è a bontà proprio del livello, l'alto livello di questo torneo. Sì, nonostante insomma, le aspettative che avevamo su determinate squadre, anche quest'anno parecchie sorprese, appunto perché vabbè, col calcio non si sa mai, insomma, però abbiamo avuto delle grosse rivelazioni e siamo contenti anche perché appunto senza grossi nomi molte squadre sono riuscite ad arrivare fino ad oggi alla semifinale, vediamo un po' come andrà perché magari abbiamo delle sorprese fino alla fine, ecco. E poi i vicini di casa, sempre della vostra organizzazione, che stanno dando vita a un altro sport sentitissimo a Sassari e non solo, il basket, il 3 contro 3, insomma abbiamo visto belle partite, abbiamo visto molto impegno e tanti giovani. Assolutamente, anche i nostri amici, possiamo dire colleghi di L'Overtime sono partiti alla grande con il loro torneo 3 contro 3. Oggi anche loro hanno le fasi di qualificazione e termineremo domani assieme con la finale del Coppa di Mezza Estate e la finale del 3 contro 3, cercando appunto di creare un bel evento domani qua a Carbonazzi. Sardegna Dies presente, anche domani naturalmente avremo il piacere di sentire i protagonisti perché daremo finalmente il nome della vincitrice di questo torneo e sappiamo che insomma voi non vedete l'ora di arrivare alla fine perché è un impegno gravoso per la vostra organizzazione, ma la grande soddisfazione di vedere tutte queste persone che si ritrovano in maniera ludica e non solo a calcare questo impianto sportivo della San Paolo che davvero ha dato grande prova di tenuta e soprattutto, diciamocela tutta, non abbiamo i vicini che si lamentano. Assolutamente, infatti ci tengo a ringraziare la San Paolo Calcio che ci ha insomma, ospitati nei loro impianti. Non parliamo, ma fino a questo momento il torneo sta riuscendo bene, siamo contentissimi, forse lo capiremo ancora meglio tra qualche giorno che saremo più sereni e potremo capire appunto che abbiamo creato una bella cosa con i ragazzi dell'Overtime qua al centro. Per ora siamo stanchi, ma è giusto che sia così perché ci stiamo dedicando ogni giorno 24 ore alla buona riuscita di questo torneo, insomma speriamo di terminare alla grande.